Sapevamo che il Misil Meri è una squadra importante per questa categoria, ha uno degli allenatori che più stimo, che è Tommaso Napoli, e il suo lavoro è ben riconoscibile. Oggi secondo me non abbiamo approcciato male, nonostante il gol preso mi sembra all'8° minuto. Ho visto una squadra viva, una squadra che voleva giocare, che purtroppo è passata in svantaggio, un gran gol comunque. Abbiamo continuato a giocare con le difficoltà che ci creava il Misil Meri, perché non giochiamo soli certamente. Abbiamo creato qualche azione da gol che non siamo riusciti a trasformare. Successivamente prima allo scadere del primo tempo, trovato un altro grande gol, ma la squadra era viva, l'ho vista viva fino al primo tempo e avevo detto che bastava fare un gol piuttosto che due, perché il secondo sarebbe arrivato, quindi al momento in cui ho visto la palla entrare del primo gol ero sicuro che avremmo pareggiato. È stato sofferto, è stato sicuramente più atteso, però quando siamo riusciti a segnare è stato comunque molto bello. Thomas chiaramente non è ancora al massimo, se proprio devo dirla tutta oggi non era in programma questi 15 minuti, però in un momento in cui stavamo cercando il gol, con uno sguardo e un cenno di intesa ci abbiamo provato e questa volta ci è andata bene. È una partita difficilissima perché il Piana è una squadra importante, allenatore che sta facendo benissimo, che è Pippo Chinnici, che quindi sarà una partita veramente tosta. Non so cosa hanno fatto oggi, ma cambia poco perché stanno facendo veramente bene. Detto questo, abbiamo affrontato squadre importanti già come Misil Meri. Oggi siamo riusciti a pareggiare, ma eravamo riusciti a fare belle partite contro Sciacca e Gela fuori casa. Ci aspetta un'altra partita contro una big, perché io considero il Piana una big, e cercheremo di portare a casa qualcosa, insomma.